E allora siamo in vasca con la prima serie, con la corsia numero 5 vuota. Doveva esserci Matteo Furlan, che però a causa di un infortunio dell'ultima ora non è potuto essere con noi, atleta che è stato più volte medagliato ai campionati mondiali ed europei di fondo. Matteo Furlan, a causa di un infortunio dell'ultima ora, non è potuto essere presente questo pomeriggio. Ricordiamo il record del meeting di Francesco Peron, edizione 2013. 3,54 e 27. Siamo già alla virata dei 100 metri con Davide Casarin in corsia 4, 56 e 18 il suo passaggio. Casarin, specialista delle lunghe distanze dello stile libero e della farfalla. Abbiamo ricordato la sua finale A allo stadio del nuoto di Riccione nei 200 farfalla, ma anche ottimi risultati ottenuti con lo stile libero, più volte medagliato ai criteri ai giovanili e più volte nazionale italiana giovanile. Si crea già un importante vantaggio in questa prima fase di gara. Casarin 1.25.70 il suo passaggio ai 150, con Gazzola e Marcat che inseguono dalla sesta e settima corsia. Siamo alla virata di metà gara, quella dei 200 metri. Casarin 1.56.02, 30 e 32 sui quarti 50. De Luca Gazzola 30 e 01, Matteo Marcat 30 e 20, questi l'ultimo tratto di 50 metri. Gazzola, abbiamo ricordato, specialista del dorso e dello stile libero, finalista Ieniof 2013 nella gara dei 200 dorso. E Casarin, abbiamo ricordato dei suoi risultati ottenuti in passato. Vediamo la situazione: 29-84 Casarin, Gazzola 30 e 21, Marcat 30 e 16. Ricordiamo con il tempo di Ceccon che guida la classifica provvisoria, 3.55.61, virata dei 300, Casarin 30.56, si fa sotto Gazzola 30.03, Marcat 30.15, davvero lotta bellissima per le 3 medaglie in palio, con Ceccon che osserva dall'esterno della vasca per questa fase finale dei 400 stile libero, ultima gara del programma di questo pomeriggio. Casarin 29,97, stesso tempo per Gazzola, Marcat 29,90, ma siamo al rush finale, lo sprint per questa ultima vasca ormai, virata dei 375 in corso. Casarin davanti e poi Gazzola e Marcat in lotta per l'argento e per il bronzo, ma attenzione anche alla risalita con Casarin che però prova a resistere, il record sfuma, ma la vittoria dovrebbe arrivare a Casarin, o meglio, vittoria di prima serie, 3.55.69, ma la vittoria va a Thomas Ceccon per questione di 8 centesimi. È Ceccon che resta davanti, Casarin 3.55.69, seconda posizione complessiva, Marcat 3.56.59, terzo complessivo, con Gazzola che dovrebbe essere in quarta posizione. Questi i risultati naturalmente